Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Economia, martedì 16 novembre. Iniziamo subito a parlare di turismo. Come avete notato nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi mesi, la nostra città, Verona, è tornata a ripopolarsi grazie anche a delle manifestazioni, a degli eventi, gli eventi fieristici in primis, da Marmomac, Vinitaly Special Edition, ultima in ordine cronologico Fiera Cavalli, e poi anche i mercatini di Natale che soprattutto nel fine settimana stanno portando molte persone. Questo non significa che evidentemente ci sia anche un riversamento economico diretto sulla città, in parte sì, in parte no, lo sentiamo da una persona che in città ci lavora e ha un osservatorio privilegiato che è quello di Federalberghi Verona. Abbiamo il presidente Giulio Cavara. Benvenuto presidente. Buonasera a lei. Allora, dicevamo, tante persone, abbiamo sentito anche il sindaco Sborina, ricorda spesso che la città si sta ripopolando e in effetti vediamo molte persone, soprattutto nel fine settimana. Questo significa anche che sta ripartendo un po' l'economia del centro, in particolare anche nel suo caso quella delle strutture ricettive, degli alberghi. Diciamo che rispetto al tragico 2020 è del tutto ovvio che c'è stato un incremento di visitatori, grazie a Dio. Teniamo presente che gli alberghi di Verona nel 2020 sono stati chiusi i primi 6 mesi, per cui avremo un anno in termini di bilancio che verrà ovviamente definito un anno horribilis, perché avremo perdite di fatturato nell'ordine del 50-60% mediamente. Abbiamo recuperato il secondo semestre, avendo beneficiato chiaramente della stagione lirica che è stata messa in cartellone dal management della fondazione, appunto, che ha coraggiosamente realizzato l'intero calendario. Questo ha ovviamente determinato una vivacità turistica nella nostra città che diversamente non ci sarebbe stato, per cui lodevolissimo e complimenti davvero a tutto lo staff. Finita la stagione lirica, poi abbiamo avuto un discreto settembre a livello di presenze. I fatturati che ci sono stati inferiori rispetto agli anni scorsi, perché ovviamente lavoriamo un po' senza lungimiranza, nel senso che le prenotazioni arrivano davvero all'ultimo minuto, appunto perché la gente oggi è molto incerta nel mettersi in viaggio. Le fiere hanno sicuramente vivacizzato la parte finale dell'autunno, per cui diciamo che siamo moderatamente soddisfatti per come poteva andare. Poteva andare sicuramente meglio, ma poteva andare anche molto peggio, per cui la cosa importante è avere un trend in crescita che probabilmente consentirà anche a noi di poter comunque passare questa crisi che sembra non finire più. Ecco, l'importante sarebbe mantenere vivo il calendario degli eventi. Adesso, dopo gennaio, dopo la chiusura dei mercatini di Natale, si prospetta un periodo un po' più tranquillo. Anche questo inciderà probabilmente. Temo di sì, perché fino a dicembre, con i mercatini che comunque danno una connotazione molto gradevole alla città, probabilmente il 2021 chiude decorosamente. Io sono francamente preoccupato per i primi 3 mesi dell'anno, cioè gennaio, febbraio, marzo, con tutte le strutture aperte. Temo che molte di queste mediteranno anche di chiudere, viste le presenze che si prospetteranno. Spero di essere ovviamente smentito. Dai, speriamo. Chiaro, se ci fosse stata, e qui non è una critica, è solo una considerazione, se ci fosse stata qualche mostra di spessore avrebbe sicuramente dato una certa vivacità a 3 mesi che altrimenti temo saranno incolori. Dal punto di vista dei ristori o comunque degli aiuti che il governo ha messo in campo, lamentavamo l'anno scorso ancora un po' di distrazione da parte del governo nei confronti proprio della vostra categoria. Adesso mi sembra che qualcosa stia arrivando. Ma guardi, finora i ristori sono arrivati, ma devo dire davvero in quota minima rispetto a quello che hanno ricevuto i nostri colleghi degli altri paesi europei. Per cui si parla davvero di sostegni che hanno consentito probabilmente un ristoro leggero, chiamiamolo così. Parliamo del 2% circa dei fatturati dei nostri alberghi, per cui parliamo davvero di quote minimali. Adesso si sta discutendo sul finanziare a livello di credito di imposta una ristrutturazione dell'80% delle strutture ricettive, che però viene finanziato con, mi pare, 200 milioni. Divisi per 33.000 alberghi, lei faccia un po' di conti, è una mancetta che forse era meglio si risparmiassero. Abbiamo a livello Veneto, proprio oggi, il consigliere regionale Soranzo ha fatto una mozione da presentare a Roma affinché venga
approvato il 110% per gli alberghi. Quello davvero risulterebbe forse una iniezione di liquidità e di fiducia nel nostro settore, che ne ha molto bisogno. Poi va fatto un distinguo, le rubo 30 secondi, assolutamente, sulla crisi del settore. Il settore alberghiero è quello che ha pagato in assoluto di più del terziario la crisi pandemica, però all'interno del nostro comparto vanno fatte delle distinzioni tra mare, montagna e città d'arte. Le città d'arte sono quelle a livello statistico che hanno pagato e stanno pagando ancora oggi il prezzo più alto. Io faccio questa precisazione perché è corretto farla. È corretto farla, chiaramente rappresenta Federalberghi Verona, quindi gli alberghi di Verona del centro, città e quindi anche in parte chiaramente della provincia, ma principalmente localizzati nella zona dedicata alla città d'arte. Altra criticità, sembra impossibile, ma si fa fatica anche a reperire forza lavoro in questo momento. Quest'estate è stata dura per tutti, è stata dura per noi, per il mare, per la montagna. Non si trovava personale. Volevo anche, come dire, sfatare la diceria, la falsa diceria che per quanto riguarda Verona, non parlo per altre realtà, ma credo anche per le altre, che il personale venga sottopagato, pagato in nero. Sì, perché poi si dice questo, no? Che dice questo, allora questo voglio dire, bisogna sfatarla questa cosa. La gente ha i contratti nazionali di lavoro, gli stipendi sono più che dignitosi e probabilmente, ripeto quello che dicono in tanti, ma è la verità, hanno influito sicuramente i redditi garantiti, per esempio quello di cittadinanza, che ha consentito a molti di portare a casa non cifre alte, ma che comunque integrate a qualche lavoretto, diciamo così, fatto in nero, questa parola sì, ma è giusto usarla, ha consentito loro di magari stare a casa sabato e la domenica e fare una vita forse dal punto di vista del tempo libero migliore della precedente. Insomma, questo è davvero un dramma, mi consenta questa parola. Assolutamente però... sì, io ho un collega che ha lasciato 30 camere delle 100 chiuse perché non ha personale per pulirle, e questa l'ho visto io e ne abbiamo parlato a cena qualche giorno fa. Mentre mi sembra di capire che comunque, così come siete stati pronti in una prima fase ad adeguare le strutture a tutti i regolamenti nei confronti della sicurezza, anche il Green Pass e tutte queste normative giustamente anche introdotte siano state appunto in qualche modo digerite molto facilmente dalle vostre strutture, no? Eravate pronti in qualche modo? Assolutamente sì, diciamo che gli alberghi senza ristoranti sono stati esentati da richiedere il Green Pass, però è del tutto inimmaginabile che una persona venga a Verona ancorché non provvista di Green Pass e poi ovviamente non possa andare a mangiare al ristorante, andare al museo e andare all'opera, per cui tutti gli ospiti anche dei nostri alberghi hanno tutti il Green Pass. Io trovo invece che sia uno strumento assolutamente indispensabile per convincere quella piccola parte che però è quella che monopolizza spesso l'opinione pubblica, sbagliando, di non vaccinati. Il vaccino, voglio dire, è lo strumento oggi per buttarci davvero alle spalle questi ultimi 2 anni che tutti vorremmo davvero archiviare. Presidente Cavara, chiudiamo con un auspicio per il 2022. Lo abbiamo detto, insomma, che si possa stabilizzare intanto la situazione sanitaria e dopo che si possa riprendere a pieni giri, insomma, l'attività. Sì, noi a Verona, voglio dire, abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. È chiaro che dipende molto da una serie di eventi legati evidentemente alla pandemia, ma noi siamo assolutamente pronti e desiderosi di tornare ai vecchi albori. E lo speriamo tutti, chiaramente. Sicuramente. Allora ringraziamo il Presidente Giulio Cavara, Presidente di Federalberghi Verona, per questo aggiornamento e ovviamente non sarà l'ultimo, torneremo più avanti, Presidente, a ricontattarla. Con piacere. Adesso noi lasciamo spazio a un po' di musica e poi torniamo e parleremo di ambiente con l'ospite successiva. Tra poco.